Alberto Rodriguez, allora il Padova che è finito a centro classifica ormai, ma questa sera c'era poco da fare di fronte a un Miti Vicinali e meritatamente capolista. Meritatamente capolista, sì, che loro sono stati tanto bravi, superiori a noi, sì. Il risultato, la vittoria alla sconfitta, in questo caso la sconfitta, si possono essere diversi modi diciamo, di vedere come è stata. Si può perdere, si può vincere, però al di là del risultato penso che noi non siamo stati all'altezza di giocare in casa, di giocare davanti al nostro pubblico. Penso che dovevamo dare qualcosa in più. Siamo partiti male, non abbiamo rispettato le cose che abbiamo detto prima, siamo partiti male e a partire di là è stato tutto sempre una salita, una partita molto, molto dura. Tante cose da vedere perché non sono per nulla contento dell'atteggiamento che abbiamo avuto oggi in campo, iniziando da me e finendo dall'ultimo. Come dico, ci sono modi e modi da perdere e il modo di perdere da oggi non doveva esserci. Ecco, quindi un Rodriguez preoccupato e anche un po' arrabbiato, però adesso lo dicevamo anche in telecronaca, non era il solito Padova. Ma non era il solito Padova, soprattutto per la squadra che avevamo di fronte e soprattutto perché il nostro approccio in partita secondo me è stato sbagliato, per quello lì. Quindi tutto è stato una successione dietro, cioè, che è stata difficile recuperare contro quella che è la squadra più forte in assoluto di questo campionato, la squadra che secondo me deve vincere giustamente anche questo campionato. Abbiamo detto prima della partita che se può vincere, se può perdere, bisognava tirare fuori cose positive alla fine della partita. Purtroppo oggi c'è poco di positivo da tirare fuori perché al di là dei punti non mi è piaciuto proprio nulla. Ecco. C'è del tempo per rimediare da qui alla fine, adesso la grande attesa è per il derby, potrebbe essere la partita che vi dà la salvezza matematica. Ma io penso che la situazione in classifica, se me la dicono all'inizio stagione, noi saremo contenti, ok? Tu prima mi hai detto ormai metà classifica, io penso che ancora con le partite che mancano, se facciamo un buon campionato, secondo me io ancora sto pensando anche nella zona playoff, anche perché penso che sono tutte partite che con l'approccio giusto le potremo portare. Ovviamente stiamo facendo il giro del ritorno, che non bisogna nasconderci, che non è per nulla buono. Speriamo che cambi la prossima settimana, non lo so. Il derby, per il derby manca ancora, la settimana prossima abbiamo un'altra partita molto importante, speriamo tirar su la squadra in settimana e magari allenarci in condizioni magari migliori quelle che siamo, perché non siamo nelle migliori condizioni, e affrontare la settimana prossima, provare a portare la partita a casa. Poi il derby manca ancora tantissimo. Beh, ci fa piacere che tu ci creda ancora, anche perché noi ci credevamo alla fine del girone di andata. Ma alla fine del girone di andata, guarda, eravamo qua alla prima partita del ritorno, stavo vincendo 2-0 a 14-15 minuti alla fine, e che se la portavamo a casa eravamo secondi in classifica. E quella partita lì diciamo che ci ha condizionato tutto, sta condizionando tutto il girone del ritorno. Abbiamo pagato, non lo so cosa abbiamo pagato, l'esperienza, diciamo avere un po' più forza mentale all'ora di chiudere le partite. E niente, lo stiamo pagando in forma di punti. Anche la settimana scorsa abbiamo avuto una grande sfortuna, però dico, io penso che di qua alla fine ancora è l'ormai, secondo me non bisogna ancora tirarlo fuori. Io sono uno che penso che ancora potremo fare qualcosa di importante, ecco.